Continua l'odissea dei cantieri chiusi in Sicilia nonostante le tante visite del ministro Toninelli, in particolare quelli sull'Agrigento-Palermo e la Canicattì-Caltanissetta ancora chiusi, e notizia recente annunciata dal ministro che il decreto sblocca cantieri provvederà a versare 12 milioni di euro alle imprese che attendono da anni quanto avanzato dalla CMC. Ieri, in occasione della visita al Genio Civile di Agrigento per la presentazione della rete degli ipogei, è intervenuto l'assessore alle infrastrutture, onorevole Marco Falcone. Lo abbiamo sentito in merito. Assessore, parliamo delle strade urbane, extraurbane, insomma del grande caos che c'è, di cui lei da diversi mesi sta cercando di risolvere la problematica. La problematica è ancora in alto mare, Agrigento-Palermo è in alto mare, il secondo tratto di Canicattì-Caltanissetta idem, nonostante gli sforzi del governo regionale, ma purtroppo ancora i cantieri non partono. Proprio ieri abbiamo avuto un incontro a Roma, ho parlato col direttore Vurro, che è il direttore della pianificazione dell'ANAS ed è colui che si occupa delle grandi opere in Italia e quindi anche in Sicilia. Siamo stati ulteriormente perentori. La nostra pazienza durerà sino alla fine di agosto o ai primi di settembre. Se entro il 10 settembre la CMC riuscirà a dare una risposta, bene, diversamente non possiamo fare altro che risolvere definitivamente questo contratto e procedere diversamente. Forza Italia come si schiera per questo dibattito sull'autonomia che sta interessando un po' tutte le regioni? Abbiamo visto anche il Presidente Musumeci presente anche alla convention giorni fa. Forza Italia non guarda con timore a quello che diventa quasi una necessità. L'autonomia differenziata significa responsabilizzare chi ha un ruolo di governo. È chiaro che dobbiamo però altrettanto guardare alla perequazione infrastrutturale. Non è possibile che al nord debba essere dato molto più che al sud. Allora noi siamo pronti ad aprire un tavolo in cui la regione siciliana col presidente Musumeci deve diventare soggetto facente parte da protagonista e non come Cenerentola. Ecco perché il presidente Musumeci l'altro ieri ha detto a Palazzo Chigi al presidente Conte: siamo pronti ad aprire un tavolo di trattative di negoziazione, però noi dobbiamo essere seduti a questo tavolo. A Falcone abbiamo anche chiesto cosa ne pensa di quanto sta accadendo all'interno di Forza Italia con il nuovo Corsi che Toti vuole dare al partito di Berlusconi. Toti è stato recentemente indicato in un sondaggio sull'indice di fiducia ai politici italiani al terzo posto dopo Salvini e Meloni. Come Forza Italia un'altra domanda, si va verso una spaccatura col movimento di Toti, a quanto pare sarebbe addirittura il terzo dopo Salvini per consenso. Cosa farà Berlusconi e in Sicilia qual è l'attaccamento che può avere la corrente di Toti? Guardi, io non so se Toti sarebbe il terzo o il quarto nel caso in cui volesse decidere di lasciare Forza Italia. Io auspico che Toti rimanga nel partito perché il presidente Toti all'interno di Forza Italia è una realtà. Non so se sarebbe tale nel caso in cui lasciasse il nostro movimento azzurro. È chiaro che in Sicilia abbiamo un partito sostanzialmente molto coeso, è un partito in grande vitalità, abbiamo la più alta percentuale d'Italia e abbiamo ben 11 parlamentari, 4 assessori regionali, poi abbiamo sindaci sparsi in tutto il territorio. Bene, noi siamo un partito strutturato, un partito che è al governo di questa nostra regione, che dà risposte ai territori e che si vuole contraddistinguere per la bontà delle nostre azioni di governo piuttosto che per altro. Noi quindi diciamo a Giovanni Toti è giusto che rimanga all'interno del nostro movimento. A settembre procederemo, come ha detto il presidente Berlusconi, a una riorganizzazione che guarderà dal Trentino Alto Adige, dalla Val d'Aosta sino alla Calabria e alla Sicilia.